finiscono, io volevo ancora, abbiamo praticamente finito, adesso si mangia la torta, ci sarà ancora un attimo, ci sono degli attimi di momenti conviviali, felici di trascorrere ancora assieme. È finita anche questa sesta edizione del Gran Galà, ce ne sarà sicuramente una settima, per tutto il vostro piacere di partecipare, per tutto il dolore del nostro staff, che io ringrazio. E a questo punto io vi chiedo veramente l'ultimo applauso rivolto al nostro staff, perché e invito anche i motociclisti che sono in fondo all'ultima staffetta galagnese a raggiungerci qua. C'è qualcuno di loro, almeno il Dutti, se riesce a venire su. Eccolo. Hanno fatto un lavoro straordinario anche quest'anno, sono i nostri angeli custodi sulle strade, ci hanno veramente salvato da un impiccio indescrivibile al Belluno Volpago, perché da ricordarlo, chi c'era sa benissimo, e quindi veramente applauso al nostro staff e applauso ai motociclisti, veramente incredibili anche questa edizione. La roba più bella arrivare vedendo Villa Manin, io in 75 sul moto è com'è? Trameritata. Cosa facciamo? Ma certo. Anche se diceva di no. In dicembre? In dicembre? Vediamo cosa anche Allora, a nome della motostaffetta vi ringrazio perché così lavoriamo e ci divertiamo con voi. Grazie Aldo, veramente, grazie a tutti voi sul serio. Io vi auguro ancora buona permanenza fino alla fine del Gran Galà. Colgo l'occasione per coloro i quali non li vedrò fare auguri a nome di tutto il nostro club per il Natale, che ormai è imminente, parliamo di meno di un mese. Ricordo a tutti i nostri soci che nei prossimi giorni verranno comunicate le date per la cena e per l'aperitivo e la chiusura delle premiazioni dell'anno della stagione 2015, e con questo io ancora una volta vi ringrazio e vi do appuntamento all'anno prossimo.